Buongiorno, buongiorno, di nuovo in diretta dalla redazione di Focus TG, un'altra tragedia nel Polesine dopo il ragazzo ucciso nel centro di Rovigo. È accaduto durante una rissa la morte del 23enne Amin Gara, colpito con una coltellata. Ora un altro episodio gravissimo nell'isola di Albarella, sempre nel Rodigino, un altro accoltellamento nella notte tra martedì e mercoledì. Ad affrontarsi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati un 16enne e un 27enne, uno scontro tra i due nel corso del quale, secondo le prime testimonianze e la ricostruzione delle forze dell'ordine, sarebbe spuntato anche un coltello. Sul posto l'intervento tempestivo dell'ambulanza e i carabinieri, oltre che del personale della vigilanza dell'isola di Albarella, che ha bloccato la lite. Per fortuna i feriti non verserebbero in gravi condizioni. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri. Sull'accaduto è intervenuto anche il direttore di Albarella per rassicurare i villeggianti, parlando di un caso di violenza sporadico e isolato. E restiamo in tema di sicurezza e di violenza, perché tutte le città stanno correndo ai ripari. In molte città le zone rosse, tra queste c'è anche Vicenza. Oggi, ad un mese dall'istituzione della zona rossa, ha fatto un bilancio il prefetto Filippo Romano. Andiamo in diretta da Luisa Bertini e da Andrea Benetti per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui in centro a Vicenza, sotto la prefettura, dove si è appena concluso quello che è stato il bilancio, il punto della situazione sul mese da quando è stata istituita la zona rossa, quindi dal 1° luglio, zona rossa che insiste sulle zone della stazione, limitrofe alla stazione, interessate dal degrado e da fenomeni di spaccio e richiesta e voluta dai cittadini. Zona rossa ribattezzata come zona rossa estiva perché ci sarà fino al 30 settembre, quindi quello che vi dico adesso è un primo bilancio, un bilancio assolutamente parziale, che parla però di circa 2000 persone controllate in un mese, di cui 1116 stranieri, con 34 gli ordini di allontanamento che sono stati portati avanti, con reati che riguardano 6 gli allontanamenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, 8 per reati contro la persona e 16 allontanamenti per reati contro il patrimonio, mentre 4 gli allontanamenti per la violazione del Daspo urbano. Ricordo appunto che sarà attiva fino al 30 settembre nell'area delimitata tra Viale Retenio, Viale Venezia, Viale Milano, il cosiddetto quadrilatero di cui più volte vi parliamo, Corso Santi Felice e Fortunato, Viale Ippodromo, Viale Verdi, Via Gorizia e Campo Marzo. Ovviamente al vaglio sarà poi, una volta che ci sarà un bilancio definitivo, quindi rimandato ovviamente al 30 settembre, al vaglio ci sarà anche la possibilità di sperimentarla su altre zone della città. Per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Casomai chiedeteci la linea se doveste avere la disponibilità del prefetto Filippo Romano. Più tardi andremo a Venezia, al ghetto ebraico, perché è stata caccia all'ebreo l'altro giorno a Milano in un autogrill. Un uomo con la kippah è stato insultato, aggredito, era insieme a un figlio, a un bambino piccolo. È stata veramente una vicenda molto riprovevole e si sta cercando di identificare chi si è reso responsabile di questa aggressione. Ma aggressioni e violenze anche in Veneto, e ne parliamo tutti i giorni, e anche in Friuli Venezia Giulia, dove una barista dell'osteria San Paolo è stata minacciata pesantemente da una famiglia rom per un debito che non volevano saldare. Scattata inevitabilmente la denuncia. Sentiamo Stefano Giovanpietro della nostra redazione di Udine. Io sicuramente, se toccano i miei figli, sì, non guardo in faccia a nessuno, perché come ho detto anche nell'intervista vado in galera col sorriso, perché i miei figli non li tocchi. Ho un figlio disabile e uno no. Tu i miei figli non li tocchi.
È dal mese di aprile che per Monia, barista dell'Osteria San Paolo, è iniziato un periodo duro, da quando si è scontrata frontalmente con una famiglia rom per la richiesta di saldare un debito. Da lì un'escalation di insulti e violenza verbale che l'hanno spinta a non chiudere più un occhio, a sporgere denuncia perché è stata toccata la sua famiglia, i suoi figli, i beni più preziosi. Il mese di aprile ho chiesto a uno dei figli di questa famiglia rom il debito da saldare. E ha iniziato con minacce, ha iniziato a insultarmi, minacciarmi, offendermi con parole molto pesanti. Nel momento che gli ho vietato di entrare, cioè che gli dicevo che non gli davo più da bere, è ritornato dopo qualche settimana lo stesso, si è presentato con la madre, con l'altro fratello, minacciandomi di nuovo di morte me, bruciando la macchina, dando fuoco al locale, e ha toccato però un tasto a me molto familiare, quindi i miei figli. Tu i miei figli non li tocchi, né i miei né quelli degli altri dipendenti che lavorano qua. Una situazione di insostenibilità generale per una famiglia che di certo non si è ben integrata nel tessuto sociale del quartiere e che ha penalizzato varie attività limitrofe, spingendo la clientela a spostarsi anche altrove. Abitano qua dietro, proprio una famiglia di Roma, e gli hanno dato anche le case popolari. Sono sugli 80 euro, quindi non è una cifra di 8.000 euro. Questa cifra era già da prima, si è accumulata anche col tempo, anche prima che arrivassi io, quindi è da più di un anno che c'è questa cifra e non l'hanno mai voluta pagare. In altri locali si sono presentati, si sono fatti fare le tartine, hanno dato un morso ad ogni tartina, hanno buttato via il vassoio e se ne sono andati. Dopo la denuncia, le visite della famiglia in questione si sono diradate, ma Monia non dimentica le minacce avute, anche con un coltello, ci ha confessato, e ogni volta non è serena al lavoro o all'uscita quando deve staccare. Magari lei ora spera che arrivi un'ordinanza restrittiva per il ragazzo che l'ha minacciata e per la sua famiglia, e che la sua denuncia porti a un risultato concreto, ma la speranza in questo la ripongono anche tutti gli avventori dell'osteria. Lo spray al peperoncino, qua all'interno del bar c'è il taser in gel, e poi c'è il ragioniere. Che gli siano già arrivate per quello che non girano più tanto per il quartiere. Li si vede passare perché vanno al discount, però hanno denunce anche al discount per furti e roba del genere. Quindi aspetterei che magari il giudice dicesse che devono stare lontano tot metri dal locale, oppure allontanarli proprio dalla città di Udine, perché nessuno li vuole, nessuno. Neanche la loro stessa famiglia, la del bar, loro vengono qua, si pigliano a botte, la gente li vede e va via. E non tornano più quelli, perché dicono: se in un bar così ci sono zingari o rom che vengono a picchiarsi fra di loro senza nessun motivo, cosa veniamo a fare? Veniamo a prenderle? Ladri, vandali, rapinatori e poi i truffatori che sono scatenati in tutte le nostre province. A Bassano del Grappa avevano raggirato e derubato un'anziana, addirittura spacciandosi per carabinieri. Sono stati poi individuati e sono finiti ai domiciliari. Io ho ricevuto una telefonata verso l'1 di pomeriggio, si sono palesati come i carabinieri di San Polo, hanno chiesto di mia mamma perché l'utenza telefonica l'ha intestata, e praticamente chiedendo se mia mamma aveva delle novità riguardo ai furti che c'erano stati a San Polo e che continuano ad esserci purtroppo. Un nuovo escamotage, subdolo ma efficace, collegato alla realtà, alla cronaca quotidiana. È quello utilizzato da alcuni malintenzionati che in questi giorni stanno chiamando nella zona di San Polo spacciandosi per i carabinieri della stazione locale. Lo fanno dando nomi e qualifiche ovviamente falsi. Non mi ricordo se mi ha detto maresciallo o comandante, questo non lo ricordo, però ricordo bene carabinieri di San Polo. Lui mi ha detto anche un nome e un cognome che purtroppo non ricordo. Il sospetto è che il loro obiettivo sia quello di sapere chi c'è in casa e magari carpire informazioni riservate. Fatto sta che Manuela Spriccigo, dopo un iniziale smarrimento, non ha mangiato la foglia. Io ho detto mia mamma non è presente e loro mi hanno detto ma lei chi è? Anche con una certa arroganza. Io ho risposto tranquillamente sono la figlia, che problema c'è? Lì si sono un attimo, penso tra l'agitato e l'arrabbiato, mi hanno messo giù. La donna è agitata e ha una prima reazione. Ho pensato che fossero fuori, perché generalmente mi è stato spiegato da un altro carabiniere quando fanno questo tipo di telefonate qualcuno è fuori pronto
appunto poi per venire in casa, e quindi sono uscita in maniera goliardica con una scopa, non avrei concluso niente. È in quel momento che Manuela chiama i carabinieri di San Polo, ma quelli veri. Loro mi hanno confermato che non erano loro, e quindi il mio più che altro un messaggio per tutte le persone, soprattutto gli anziani che vivono anche da soli, di stare attenti quando ricevono queste telefonate. Non agitatevi, non sono i carabinieri veri, quindi rispondete che chiamate un familiare, loro metteranno giù, e però fate la denuncia, mi raccomando, ai veri carabinieri. C'è stato un qui pro quo, questi erano i finti carabinieri di San Polo di Piave, e vediamo adesso il caso di Bassano del Garab. Finiscono in manette gli autori di una truffa ai danni di un 87enne bassanese caduta nell'ormai consolidata tecnica del finto carabiniere e dell'altrettanto falso incidente stradale a un parente della vittima prescelta. Nello specifico, nelle scorse settimane, a casa dell'anziana si era presentato un sedicente militare che l'aveva informata di un sinistro in cui era rimasto coinvolto il fratello della donna, il quale rischiava una sanzione di 14.000 euro. Per questo sarebbe stato necessario raccogliere la somma, tanto che l'anziana, spaventata, aveva subito consegnato al truffatore 100 euro in contanti e tutti i gioielli che aveva per un valore di 5.000 euro. Il finto carabiniere si era quindi dileguato con il bottino e solo dopo un po' di tempo l'87enne si era accorta di essere stata raggirata. Sporta denuncia ai carabinieri, quelli veri, sono partite le indagini che li hanno portati a rintracciare e arrestare un 34enne a Napoli e un coetaneo a Modena. Per entrambi il giudice ha disposto gli arresti domiciliari e sempre i carabinieri ribadiscono ancora una volta che mai i militari possono richiedere somme di denaro. Se dovesse presentarsi una situazione come quella accaduta all'anziana di Bassano, invitano ad avvertire subito il 112. Servizio di Vanessa Banzatto, vi dicevo della vicenda della caccia all'ebreo a Milano, nei pressi di Milano, a Lainati, in un autogrill, un padre e un figlio che sono stati aggrediti da un gruppo di turisti che urlava assassini, non continuate a fare morti a Gaza. Insomma, è stata una vicenda di cui si sta parlando molto, si stanno cercando i responsabili. C'è preoccupazione ovviamente nel ghetto di Venezia per la possibilità di altri simili episodi. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Il ghetto di Venezia è sempre più obiettivo sensibile, quindi attenzionato con massimi controlli. Però io proprio voglio darvi anche dei numeri che sono stati rivelati dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea inerenti al 2024. Parlano di 877 episodi di antisemitismo registrati in Italia, che arriverebbero ad essere il doppio rispetto a quelli del 2023, che erano 454, e di questi 277 sono avvenuti in spazi pubblici con aggressioni fisiche, insulti e atti vandalici. Tra l'altro, per quanto riguarda poi nello specifico il ghetto di Venezia, la situazione appunto della città, la Digos ha già annotato 7 episodi che sono accaduti nell'ultimo anno. Allora, a questo proposito noi abbiamo chiesto proprio un commento da parte del presidente della comunità ebraica veneziana, Dario Calimani, che abbiamo sentito poco fa e che ora possiamo trasmettere. Ha parlato ai nostri microfoni, mentre io nel frattempo qui da Venezia restituisco la linea allo studio. La situazione sta peggiorando in ghetto. È da un pezzo con piccoli episodi, ma sta chiaramente peggiorando, ma sta peggiorando in tutta Italia. Lo sentono di più a Milano e a Roma, ovviamente. Venezia è una città di solito tranquilla, ma anche qui qualcosa si sta muovendo da un pezzo. C'è un clima anche popolare che non fa bene alla salute. Diciamo così. Perché secondo lei c'è questa recrudescenza di antisemitismo? Sicuramente la questione medio orientale non ha favorito un clima sereno. Quello che è blasfemo, a mio modo di vedere, è che si leghi la questione medio orientale con gli ebrei del mondo,
che ci sia chi anche a livello di istituzionale, di partiti, chieda agli ebrei d'Italia, alle comunità di esprimersi come se fossimo colpevoli e dovessimo dichiararci innocenti, come se ci dovessimo dissociare da una politica che abbiamo il diritto di amare o di criticare, come qualsiasi altro cittadino ama o critica la politica del suo partito, del suo governo e così via. Ma noi siamo cittadini italiani. Così Calimani al microfono di Filippo Fois, Ilaria Marchiori, e c'era anche Simone Merlo per la parte tecnica. Adesso apriamo una finestra sulla Valsugana, c'è un nuovo progetto per una Valsugana veloce. Andiamo a Cittadella in diretta da Vanessa Banzatto e Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo a Cittadella, sono assieme al sindaco Luca Pierobon. Tu hai dato un accenno perché parliamo infatti di questo progetto di Valsugana veloce, un progetto che almeno su carta andrebbe a costare €500 miliardi e che andrebbe a snellire e sveltire di molto anche la percorrenza, soprattutto nella zona che comprende Bassano, Padova. Noi siamo proprio a Cittadella, siamo in mezzo a questa tratta, a questo progetto. Sindaco, cosa sapete voi amministratori di questo progetto, questo piano da €500 miliardi? Che notizie avete concrete? Buongiorno a tutti. Notizie poche. Nel senso che sono 30 anni che si parla di risolvere la problematica della 47, quindi del tratto che va da Bassano fino a Padova, incontri con sindaci, con amministrazioni superiori. È vero che negli anni passati c'era molta difficoltà tra i sindaci, nel senso che non c'erano idee comuni tra i vari sindaci. Ora i sindaci invece hanno iniziato a ragionare in maniera univoca e quindi con un obiettivo ben chiaro. Da qui però bisogna andare negli enti superiori, quindi vuol dire provincia per il tratto che va da Cittadella a Padova e poi ANAS per il tratto che invece va da Cittadella a Bassano del Grappa. Probabilmente si riuscirà a risolvere nel momento in cui il tratto da Cittadella a Padova passerà sotto ANAS. È da qualche anno che se ne parla, sembra che la documentazione sia tutta a posto, quindi sia il parere del Ministero dei Trasporti sia il parere di ANAS c'è ed è positivo. Sembra che tutto sia sopra la scrivania del nostro Presidente del Consiglio, perché serve un DPCM. Questo DPCM dovrebbe favorire il passaggio o decretare anzi il passaggio ad ANAS. Solo in quel momento si riuscirà a fare una programmazione ben precisa e definita, capendo quali sono le problematiche che i sindaci comunque hanno ben chiaro, ma soprattutto capire quali sono le risorse necessarie per fare tutto. Ad oggi c'è uno studio che ci è stato presentato in maniera abbastanza veloce da parte della provincia e della regione per il tratto che però va da Cittadella a Padova. Siamo in attesa che questo studio venga presentato anche alle categorie economiche, insomma chi il territorio lo vive sotto l'aspetto lavorativo. Invece per la parte che da Cittadella va a Bassano, ANAS sta ragionando, ma ad oggi noi abbiamo 2 tratti di penna sopra una cartina geografica e nient'altro. Quindi un nulla di fatto al momento? Ad oggi di concreto non c'è nulla, però diciamo che l'aspetto positivo è che finalmente se ne parla in maniera concreta, che vuol dire mettere dei numeri. Adesso io non so da dove arrivi la cifra di 500 milioni, perché i vari studi, ma in maniera embrionale che ci sono stati presentati, prevedono varie cifre, anche oltre i 500 milioni, ma per la tratta Cittadella-Padova, e quindi bisognerà avere una progettazione concreta per capire poi come risolvere il nodo di Cittadella, il nodo di San Giorgio in Bosco, il nodo di Campo San Martino, il nodo di Piazzola e poi arrivare nella parte secondo me più problematica, che è quella di Rosà. Di Rosà, che diventa dove c'è un vero e proprio imbuto della statale 47 Valsugana, e io mi allungo anche allora nella parte dell'area più a nord con Carpanè, il famoso semaforo di Carpanè in Valsugana e a Valbrenta, in territorio comunale di Valbrenta. Sindaco, si parla di una velocizzazione del transito di 16 minuti.
fa un po' sorridere, perché 16 minuti in realtà sono niente. Beh, sono niente se pensiamo, no, insomma, a una giornata normale, però pensate per chi la deve percorrere per lavoro, 16 minuti ad andare, 16 minuti a tornare sono più di 30 minuti. Pensate agli autotrasportatori, vuol dire costi, vuol dire che vanno a diminuire anche i costi di trasporto, vuol dire tante cose. È chiaro che però solo la 47 non basta, cioè bisogna ragionare in un modo un po' più ampio, bisogna pensare alla ferrovia, quindi a quello che era il progetto famoso della metropolitana di superficie, cioè rendere la tratta Bassano-Padova, anziché di un'ora e qualcosa, farla diventare 30 minuti, cambierebbe la vita a tutti quelli che ci lavorano. Pensate agli studenti che potrebbero dormire, anziché a Padova, dormire magari in un territorio un po' più lontano, spendendo meno e quindi poi andando a Padova. E poi c'è l'altra rete infrastrutturale, che è quello della fibra, che è fondamentale, che copre il territorio, quindi fibra, ferrovia e strade sono le cose fondamentali per far sì che un territorio sia competitivo a livello economico, a livello internazionale. Insomma, hai sentito, direttore, c'è ancora tanto da fare, il cammino è ancora lungo per cercare davvero di snellire o di rendere ancora più percorribile e trafficata appunto la trafficatissima arteria Valsugana, la 47, che attraversa l'intero territorio da Bassano del Grappa per arrivare sino a Padova. Per il momento da Cittadella è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Manzatto, al sindaco di Cittadella Luca Pierobono, ovviamente Alessandro Costacurta, il nostro operatore. E torniamo alla cronaca nera, perché la Lega ha presentato ieri a Venezia la proposta di riforma per stroncare i borseggi. I pickpocket sono scatenati. Via, secondo questa riforma, l'obbligo di denuncia del derubato previsto dalla riforma Cartabia, e le forze dell'ordine potranno agire d'ufficio. Oggi con la riforma Cartabia, se tu subisci un furto con destrezza devi esporgere la querela. Vorremmo che questi episodi ritornassero ad essere perseguiti d'ufficio, quindi è lo Stato, è la polizia che deve intervenire e lo deve fare indipendentemente dall'atto formale della vittima. Quello che ai meno esperti in giurisprudenza potrà apparire come un dettaglio tecnico è in realtà, secondo la proposta di legge della Lega, la chiave di volta in grado di stroncare la piaga del borseggio. I sottosegretari alla giustizia Andrea Ostellari e all'interno Nicola Molteni intendono superare ciò che nella riforma del sistema giudiziario, che prende il nome dell'ex ministra Marta Cartabia, si è rivelato un punto debole: l'obbligo della denuncia. E non solo quello. Un altro problema che c'era stato con la Cartabia era che bisognava essere presenti fisicamente al processo, e molti turisti sono stranieri, chiaramente non ci possono essere. Questo non sarà più ovviamente necessario, e il procedimento che inizia quindi con l'atto formale delle forze dell'ordine proseguirà anche dopo. Già nel decreto giustizia era contenuto un primo provvedimento che si inquadra anche nella lotta al borseggio. Viene concesso al magistrato la possibilità di poter applicare nei confronti delle donne incinte con prole da 1 a 3 anni che commettono reati, tendenzialmente reati diciamo così contro il patrimonio, la possibilità di poter essere sanzionate, quindi di evitare l'impunità di essere sanzionate negli ICAM, che sono gli istituti a custodia attenuata. La possibilità di azione d'ufficio nel furto con destrezza senza obbligo di denuncia del derubato si inquadra in un nuovo pacchetto di proposte, come la possibilità di uno sgombero lampo in caso di occupazione abusiva di immobile e la tutela processuale alle forze di polizia, che potrebbero convergere in un decreto sicurezza bis. Come mai avete scelto proprio Venezia per questo annuncio? Abbiamo deciso in questa sede di presentare questa proposta di legge, che rappresenta una rivoluzione anche da un punto di vista giuridico. Tutelare l'immagine anche di queste città significa garantire l'attrattività e potenziare il turismo nelle città d'arte. Significativamente l'annuncio viene dato a Piazzale Roma, una delle mete preferite dei borseggiatori che colpiscono a Venezia. Accanto ad Alberto Stefani, Nicola Molteni e Andrea Ostellari, una folta rappresentanza di esponenti locali del partito, tra cui Monica Poli, la celebre lady pickpocket che smaschera e mette in fuga i borseggiatori. Stamattina ce li hanno segnalati i primi al pontile del Tronchetto. Erano i primi al pontile del Tronchetto. Questi hanno fatto Tronchetto, Arsenale e Murano. E il problema ce l'abbiamo anche alla fermata dell'ospedale, perché si sono messi anche lì proprio per borseggiare gli anziani. Abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, il servizio era di Filippo Fois, tra gli ospiti c'era l'assessore del Comune di Venezia Laura Besio. Sentiamo.
polizia locale, che io ricordo sempre arresta persone, le stesse persone anche per 17 volte di fila, e dopo poco sono di nuovo per strada. Il problema è che si è passati dalla depenalizzazione alla impunibilità, e se passa questo concetto tra le persone è sicuramente pericolosissimo, perché cercheranno di farsi giustizia da sé, e io dico assolutamente è qualcosa da scongiurare. Dopodiché il Comune sicuramente continuerà a fare la sua parte con tutto quello che può fare, anche di più, penso ai controlli di vicinato, al potenziamento della polizia locale, ai concorsi, alla squadra cinofila, al potenziamento anche del parco auto, parco mezzi, penso anche a tutte quelle serie di attenzioni che vengono, che investono i territori, anche con un ricco calendario di eventi che va ad affollarli, di modo che la luce torni ad esserci in queste strade. Il cittadino anche deve fare la sua parte, perché io ricordo che a volte degrado e delinquenza prendono piede quando non siamo più noi in possesso dei nostri luoghi. E infine un concetto però, legalità, bisogna che ci capiamo sul tema, o si è dentro o si è fuori, quindi giustissima una visione di lungo corso, però c'è anche da dire che, per esempio, se continua ad esserci un certo giustificazionismo dettato semplicemente da un'ideologia, faccio l'esempio, visto che prima Questa era l'assessore Laura Besio ieri sera a Focus. Adesso andiamo avanti con un'altra vicenda che riguarda diciamo, dei ladri, dei borseggiatori, chiamiamoli come vogliamo, 2 donne ed un uomo di nazionalità bulgara che sono stati arrestati per furti commessi a gennaio nei supermercati. Qui siamo in provincia di Pordenone, dove rubavano il portafoglio dalle borse dei clienti anziani. Guardate bene le immagini, proprio si vede il momento in cui la pickpocket entra in azione. Dalla Bulgaria al Friuli per mettere a segno furti seriali con le vittime accuratamente scelte tra persone fragili e indifese. In 3, 2 donne di 40 e 30 anni e un uomo di 36, tutti di nazionalità bulgara, sono finiti in manette dopo una ricerca durata alcuni mesi, precisamente dal mese di gennaio, quando una donna di 79 anni ha denunciato il furto subito all'interno di un supermercato Conad di San Vito al Tagliamento. L'indagine è partita immediatamente, ha condotto all'identificazione dei 3 grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza del supermercato e ha permesso di collegarli ad altri 3 episodi: un tentato furto alla Lidl di Azzano Decimo e 2 furti messi a segno al Conad di Pordenone e all'outlet di Palmanova. Tutti, compreso quello di San Vito, nello stesso giorno, il 19 gennaio. Ad incastrare la banda un tatuaggio sul collo di una delle 2 donne, da qui il nome Tattoo dato all'operazione, condotta in collaborazione con la polizia bulgara. Gli agenti hanno ricostruito grazie al GPS gli spostamenti in auto, intercettato le comunicazioni telefoniche e telematiche e raccolto testimonianze. I primi 2 arresti, disposti dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP il 20 giugno, sono stati eseguiti il 19 luglio all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo. I 2 ricercati erano appena sbarcati da un volo proveniente dalla Bulgaria e sono stati rinchiusi nel carcere di Bergamo. Il terzo arresto è avvenuto a Trieste il 25 luglio nei pressi della stazione ferroviaria. Le vittime venivano individuate e accerchiate all'interno dei supermercati mentre erano impegnate a fare la spesa. Una distraeva l'anziana e l'altra asportava con abilità il portafoglio dalla borsa o dallo zaino. All'esterno il complice, in contatto telefonico con la coppia in azione dentro il negozio, era pronto a garantire la fuga. I furti venivano commessi in giornata, a distanza ravvicinata l'uno dall'altro. Completato il blitz, la banda faceva ritorno in Bulgaria. I 3 arrestati sono risultati tutti con precedenti per lo stesso reato in altri paesi europei e in particolare in Austria. Servizio di Francesco Pezzella e sentiamo adesso Federico De Ros sulla testimonianza di una 78enne di Prasvidomini che racconta la sua doppia disavventura all'interno dei supermercati di Azzano Decimo. Solo uno degli episodi sarebbe però riconducibile alla banda sgominata dalla Polizia di Stato. Loro ti accostano e fanno finta, non dicono neanche scusa mai, non parlano proprio. Anche quando mia figlia gli è corso dietro per dirgli fermati e una roba e l'altra, loro non parlano, scappano e non aprono bocca.
Nel contesto dell'operazione della Polizia di Stato che ha portato all'arresto di 3 cittadini bulgari, la Questura di Pordenone ha promosso un'iniziativa di sensibilizzazione rivolta in particolare agli anziani. Oggi infatti abbiamo raccolto la testimonianza di una donna di 78 anni residente a Pravis Domini, vittima di 2 episodi avvenuti ad Azzano Decimo. Il primo, un furto avvenuto lo scorso dicembre, non risulta al momento riconducibile alla banda arrestata. Il secondo, un tentativo di furto avvenuto qualche mese dopo in un altro supermercato, sarebbe invece legato al gruppo sgominato nei giorni scorsi. Al momento ti sembra una cosa molto naturale, una persona ti avvicini, ti tocchi magari per fretta, per passarti davanti, ti dà quell'impressione lì. Poi una seconda volta che ti tocca invece magari giri l'occhio e cerchi di capire perché ti è ancora vicina quella persona. Finito quello ho detto non ce l'ho più vicina, mi allontano, faccio altre spese, altre cose, ma vicino a un altro standard di spesa, mi abbasso, sempre con la borsa attaccata alla tracolla, con la cerniera chiusa. Mia figlia mi aveva lasciato per andare a prendere qualcos'altro da qualche parte, per cui ero sola vicino allo scaffale, e la sento gridare da lontano che questo soggetto, lo stesso, aveva già aperto la cerniera per derubarmi il portafoglio. Tutto da lì, la reazione al momento. Mia figlia le è corso dietro perché lei è scappata subito, io sono rimasta male per 2 o 3 minuti, non riuscivo neanche a realizzare come si potesse fare una cosa così veloce, così proprio senza criterio, mi sono stata sbalordita un pochino. Questo è stato lo shock che ho avuto, ci ho ripensato un bel po' di volte anche a casa, ma ero un po' incredula, no, di queste cose qua, eppure succedono. Da avvisare giustamente le persone anziane, me compresa che mi ha fatto di lezione, di stare molto 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 attenti agli orari che si vanno fuori, anche se siamo nei piccoli paesi. E oggi come sta? Da una parte sono tranquilla, però io vivo da sola e quando mi viene buio un po' di paura, un po' di ansia mi viene, le devo dire, non sempre, però viene ogni tanto l'ansia. Bisogna stare molto attenti, non aprire mai la porta a sedicenti tecnici dell'Enel o del gas, in particolare a finti carabinieri, finti agenti di polizia. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, la prima pagina. L'ex moglie del calciatore Pin, qualcuno nella sua villa potrebbe averlo aggredito. A Cortina d'Ampezzo, primo colpo di ruspa per la nuova cabinovia di Socrepes, tempi stretti, cantiere blindato. A Roma è scontro sulla proroga a Simico, il commissario per le Olimpiadi dice andiamo avanti verso l'obiettivo, il commissario straordinario del governo è Fabio Massimo Santini. Ci sono state fiamme ieri sera in un fienile adiacente a un'abitazione, siamo a Castelfranco, l'intervento dei Vigili del Fuoco in via Passerella nel comune di Castelfranco. Diverse squadre sul posto, supportate dall'autoscala della sede centrale di Treviso, che hanno provveduto a spegnere l'incendio evitandone una sua propagazione verso i fabbricati adiacenti. Sul posto presenti anche i carabinieri di Castelfranco Veneto e il sindaco Stefano Marcon. L'intervento si è concluso intorno alle 1:30 di questa mattina. Ai nostri microfoni Piero Mazzola, figlio di Giuseppe Mazzola, ucciso con Graziano Giralucci nel 1974 dalle BR a Padova. È stato uno dei primissimi attentati delle Brigate Rosse. Mazzola racconta la battaglia legale della sua famiglia che ora, dopo 51 anni, ha ottenuto il pignoramento dei beni, quei pochi rimasti, dei brigatisti responsabili della morte del padre. Noi abbiamo fatto tutto questo perché possiamo dire a chi dice che ormai hanno pagato il loro debito con la giustizia, sto parlando degli assassini, quelli che sono stati condannati per l'omicidio, che non è vero che l'hanno pagato. Hanno
pagato per l'aspetto penale, ma non per il resto. Quasi tutta la vita trascorsa a cercare giustizia, anche se nessuno potrà mai restituire un padre. 51 anni dopo, Piero Mazzola, figlio di Giuseppe Mazzola, il carabiniere in pensione ucciso assieme a Graziano Giralucci il 17 giugno del 1974 durante un'irruzione armata delle Brigate Rosse nella sede dell'MSI di via Zabarella a Padova, sta per chiudere la lunga pagina giudiziaria con il pignoramento dei beni degli assassini del padre. Un risarcimento di 1.800.000 euro, crediti vantati dopo la sentenza civile seguita alla condanna penale del comando brigatista. La famiglia Mazzola non si è mai fermata. La promessa che ho fatto davanti a mio padre, non mi piace dire il cadavere di mio padre, ma mio padre che era nella bara lì all'Istituto di Medicina Legale, quindi è una promessa che ho fatto, quindi che avremmo fatto di tutto quello che era nelle nostre possibilità, nulla esclusa, per arrivare a individuare gli autori e poi per far valere, ecco quello che mi interessa, far valere la responsabilità. Mazzola e Giralucci furono le prime vittime della BR. La sentenza civile di risarcimento coinvolge anche gli ideologi dell'assalto, Renato Curcio, Mario Moretti e Alberto Franceschini, deceduto lo scorso aprile. Una pagina della storia italiana e di vita per Mazzola, che ha riservato anche momenti di grande dolore, come quando il presidente Cossiga espresse la volontà di concedere la grazia a Curcio. Io ho visto piangere mia madre quando è morto mio padre. E ho visto piangere mia madre quando Cossiga voleva dare la grazia, perché era intollerabile. Era un modo per non riconoscere, non lo so, per giustificare. Siccome noi non avevamo strumenti per opporci, strumenti giuridici, parlo di strumenti giuridici, e allora abbiamo pensato di recidere quello che ci legava al Presidente. Il ragionamento è stato questo: tu dai la grazia perché rappresenti tutti gli italiani come Presidente della Repubblica, bene, puoi dare la grazia però non a nome nostro. Come facciamo perché tu non possa dare la grazia a nome nostro? Recidere quello che ci unisce, ossia la cittadinanza. Noi lo tagliamo, finito, abbiamo fatto richiesta. A quel punto Cossiga ha rinunciato. Una macchina accettabile per Piero Mazzola, quell'azione di Cossiga che non rispetta il lavoro fatto dalla procura e dai suoi avvocati che hanno difeso la famiglia. Insieme ai fratelli si sono sempre battuti solo per la giustizia. I soldi del risarcimento non interessano. Non verrà detratta una lira, verranno date proprio tutte in beneficenza perché sono soldi lorde di sangue. Incredibile, noi abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che voleva dare la grazia al fondatore delle Brigate Rosse, Renato Curcio, e quindi davvero da ammirare le parole, la dignità della famiglia Mazzola e anche quella dell'altra vittima, Graziano Giralucci, che ha lasciato una figlia, una moglie, una figlia che aveva appena 3 anni, Silvia Giralucci, che oggi è una collega dell'informazione del Veneto. Vediamo il giornale di Vicenza, hanno maltrattato 16 bimbi, le maestre verso il processo, e qui siamo a Schio. Altri 2 titoli, Zona Rossa Vicenza, avete sentito le notizie che ci ha dato Luisa Pertini prima, e poi il buco nero dell'ex Hotel Europa, inaccettabile, la proprietà si muova, e su questo sentiamo il servizio di Daniele Garbin. Quartiere San Lazzaro, alle nostre spalle l'ex Hotel Europa, un edificio importante, fatiscente, diventato da 10 anni ormai ricettacolo di degrado fisico e sociale, un buco nero insomma nella storia anche recente dell'urbanistica vicentina, visto che si trova di fronte alla porta ovest della città verso Viale Verona. Com'è il consigliere Raffaele Colombara? Buongiorno. Che si è fatto portavoce di una serie di denunce da parte dei cittadini, perché periodicamente cosa
struttura è stata anche occupata, bonificata e poi ritorna ad essere sempre nello stato in cui si trova, forse anche peggio, è vero? Sì, in particolare perché il contesto ormai intorno è stato tutto quanto rinnovato, questa parte della città, insomma proprio in quest'area che era molto problematica, oggi ha solamente questa struttura che è rimasta, quello che abbiamo detto, un buco nero, perché appunto ci sono problemi di degrado, di sicurezza e non ultima il problema è costituito e sollevato anche dai residenti di questa grande gru che è lì da più di 10 anni, perché il cantiere è lì da tutti questi anni e specie nell'ultimo periodo ha manifestato problemi di stabilità, perché appunto i cittadini sono preoccupati per la sicurezza. Allora questo credo che sia una questione insieme appunto al degrado che questa struttura manifesta e che ha bisogno di una soluzione. Ecco, noi sappiamo che periodicamente in corso di questo tempo c'è stata anche una forma di interesse manifestata da più prestatori di interesse che hanno voluto cercare almeno di rinnovare, però non si è mai andati oltre, come mai? Ma qui bisogna naturalmente capire che cosa ha intenzione di fare la proprietà, per questo io credo che per questo ho presentato una interpellanza all'amministrazione per la sicurezza della gru, ma anche per capire con l'amministrazione cosa è possibile fare affinché intervenga appunto sulla proprietà, perché si agisca in qualche maniera per dare una risposta a questo che appunto è una situazione problematica di questa parte della città. Allora il Comune secondo lei può fare qualcosa? Che cosa chiede direttamente all'amministrazione comunale? Beh, allora innanzitutto che si faccia interprete delle preoccupazioni dei residenti, controllare la stabilità della gru e poi con la proprietà di vedere di trovare una soluzione, la vendita oppure il nuovo utilizzo di questa struttura, e questa parte della città non può rimanere in questa maniera. Oggi in regia Francesco Ceronna e Andrea Basso e andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. Valentina Boscaro, la 33enne padovana in carcere per aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso il 25 settembre del 2022, tornerà in aula il 28 ottobre a Venezia per affrontare il processo di appello bis dopo la sentenza della Cassazione dello scorso maggio che ha ordinato di tenere in considerazione l'aspetto della provocazione pur confermando l'accusa di omicidio volontario. Se questo venisse confermato nel secondo processo d'appello, Valentina Boscaro, condannata a 20 anni, potrebbe avere lo sconto di 1/3 della pena. L'omicidio era avvenuto dopo una serata nel locale ai Laghetti di Montegrotto. Mattia Caruso venne ucciso con una coltellata al cuore. La relazione tra i due era a dir poco turbolenta. La ragazza ha sempre raccontato di essere stata in più occasioni minacciata e picchiata. La sua difesa punterà sui messaggi trovati nel cellulare di Caruso, la vittima, che raccontano di presunte violenze e litigi furibondi. Penso a Giulia ogni giorno, è una ferita aperta. Sono queste le parole di Gino Cecchettin a Mestre per presentare un protocollo con Veritas sulle violenze di genere. A novembre il processo d'appello per l'assassino di Giulia, Filippo Turetta. Una ferita che non si è mai chiusa e io nel quotidiano vivo un dolore inenarrabile. Ogni volta che penso a Giulia io penso a quello che mi è stato tolto, però riesco a gioire anche di quello che mi è stato dato ed è proprio questa la dicotomia che mi ha fatto fare andare avanti in questi mesi e alle volte anche col sorriso, cercando quel po' di felicità, perché Giulia avrebbe voluto così. È stata fissata il 14 novembre a Mestre la prima seduta del processo d'appello a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Reo confesso, Turetta è stato condannato in primo grado all'ergastolo, il massimo della pena, ma nella sentenza aveva fatto discutere il mancato riconoscimento delle aggravanti di stalking e crudeltà. Ho sempre detto che mi fido della giustizia e accetterò qualsiasi verdetto. È chiaro che dal mio punto di vista comunque è un momento doloroso sentire che non vengono riconosciuti i capi d'accusa, insomma alle volte può far male, però ecco, cerco sempre di porre l'attenzione su qualcosa veramente di proattivo che possa far nascere. Voglio che il seme di Giulia faccia nascere qualcosa, lascio la vicenda
vicenda giudiziaria in un binario parallelo. Il dramma di Giulia ha davvero fatto nascere qualcosa. Oggi, ad esempio, Gino Cecchettin è nella sede di Veritas, la società pubblica di energia, servizi idrici e raccolta rifiuti della città metropolitana di Venezia. Veritas, con 3.600 dipendenti, e la Fondazione Giulia Cecchettin stanno conducendo una serie di attività per contrastare discriminazioni e violenza di genere all'interno dell'azienda. E tutto questo ha permesso anche alle persone di avere più coraggio di raccontare se ci sono delle problematiche, e tutto questo riduce anche eventuali contenziosi futuri, eventuali andare nelle aule di tribunale, cioè intercettarle prima e gestirle prima aiuta sicuramente. Per Gino Cecchettin è per certi versi una seconda vita. Assieme al lavoro di tante altre persone, il padre di Giulia ha saputo mettere il risalto mediatico di cui gode al servizio di un progetto che inizia a dare i primi frutti. E questo significa quel fare rumore che Elena parlava, è proprio questo. Io l'ho inteso in questa maniera e i progetti arrivano. Adesso questo è il primo, ma in cantiere ne abbiamo almeno una ventina. Butto il cuore oltre l'ostacolo, vado oltre a qualsiasi cosa che mi possa arrivare addosso, però qualcosa ne viene fuori. Gino Cecchettin al microfono di Filippo Fois. Ancora cronaca nera e caccia al vandalo che la scorsa notte ha tagliato le gomme a 5 pulmini usati per il trasporto degli anziani a Cervarese Santa Croce. Siamo nel Padovano. Il sindaco dice un gesto inspiegabile. Si introduce nel cortile dell'ex scuola De Amicis di Cervarese Santa Croce, oltrepassando la recinzione con un balzo, si avvicina ai furgoncini parcheggiati e chiusi e con una lama, forse un taglierino, fora le gomme di tutti e 5 i pulmini. Sono le 2:42 di martedì quando il vandalo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, compie un gesto del tutto inspiegabile che in queste ore sta creando gravissimi danni all'associazione Pronto Anziano, che si occupa del trasporto di anziani e disabili soprattutto in caso di visite mediche. Dispiaciuto e preoccupato il sindaco Massimo Campagnolo. Se riusciamo a individuarlo saranno problemi suoi seri, però ci ha messo in difficoltà perché ha tagliato le gomme di questi mezzi rivolti al sociale. Adesso grazie ad altre persone che siamo riusciti a far intervenire abbiamo fatto i casi un po' più urgenti, però l'atto che è stato fatto è un atto veramente che non ci diamo pace. Ad accorgersi di quanto accaduto i volontari dell'associazione che hanno dato l'allarme e hanno subito pensato a chi doveva fare una visita in queste ore, trovando una soluzione tampone. Nel frattempo sono partite le indagini. Al lavoro gli agenti della polizia locale, il comune ha anche sporto denuncia ai carabinieri. Il sindaco rivolge un appello a quanti possono avere visto o sentito qualcosa. Si facciano avanti perché il vandalo possa essere trovato e possa farsi carico del danno causato materiale ma anche morale. Pronto Anziano nel nostro caso sta facendo un servizio ottimale, trasporta oltre 300 persone al mese, grazie a tutti i volontari che lavorano appresso questo servizio, per cui questa persona non so se si è reso conto cosa ha fatto. Davvero un gesto odioso da vergognarsi. Intanto la polizia locale di Trieste ha preso il vandalo che rigava le auto in sosta in città. Si tratta di un ragazzo. Le indagini proseguono per vedere se c'erano anche dei complici. Preso il vandalo seriale che rigava le auto in centro città, il malintenzionato è stato incastrato dalle telecamere. Un incubo per gli automobilisti di tutta la città che la mattina si svegliavano con l'amara sorpresa. Auto danneggiate anche pesantemente, tanto che alla nostra emittente continuavano a pervenire segnalazioni giorno dopo giorno. Nei giorni scorsi il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste aveva ricevuto innumerevoli denunce per il danneggiamento di autovetture in sosta nel centro cittadino. Si parla di decine di autoveicoli rigati con un oggetto appuntito. L'indagine è partita subito, obiettivo rintracciare i responsabili. La sala operativa ha messo a disposizione degli investigatori tutte le immagini del sistema di videosorveglianza che potessero risultare in qualche misura utili alla ricerca. A queste si sono aggiunti anche gli ispezioni delle videocamere private. La visione di tutti questi numerosi filmati, più alcuni appostamenti mirati sul territorio, hanno consentito di identificare e denunciare un giovane sul quale sono stati raccolti
elementi di prova sufficienti a presupporre il coinvolgimento negli atti di vandalismo. Ipotesi, peraltro, rafforzata anche dall'esistenza di altri precedenti a carico del vandalo per reati specifici dello stesso tipo, oltre che per resistenza pubblico ufficiale, furto aggravato e rapina. Le indagini proseguono, non è da escludere il coinvolgimento di altri presunti vandali. Servizio di Gianluca Paladin e 2 auto sono andate in fiamme nella notte a Piazzola sul Brenta, potrebbe trattarsi di un incendio doloso. Uno scoppio violento ha svegliato nel cuore della notte gli abitanti di via San Pio X a Piazzola sul Brenta. I rumori sono stati causati da un incendio che ha coinvolto 2 autovetture parcheggiate. I residenti hanno subito allertato i vigili del fuoco arrivati con 2 squadre da Cittadella e dal distaccamento volontario di Borgorico. Sul posto anche i carabinieri di Cittadella e Piazzola. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, non si esclude possa essere di origine dolosa. E la morte di Gianna Miozzo, investita mentre attraversava la strada in bicicletta a Sant'Andrea di Campodarsego. Sabato mattina nella chiesa di Sant'Andrea si celebreranno i funerali. La comunità si stringerà, come già accaduto in questi giorni, alla famiglia di Gianna Miozzo Donà sabato mattina alle 10, quando nella chiesa di Sant'Andrea di Campodarsego si celebreranno i suoi funerali. Attorno al marito, alle figlie e alla famiglia di Gianna Miozzo, quanti le hanno voluto bene. Mancavano pochi minuti alle 18 di giovedì scorso, quando la donna a 67 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava via Bassa Prima in bici, a poche centinaia di metri da casa. Un impatto terribile che non le ha lasciato scampo, nonostante il lungo tentativo di rianimazione. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. Nel frattempo nella comunità di Sant'Andrea, dove Gianna era conosciuta e amata e dove la donna era catechista e volontaria nella cucina della parrocchia, tanti hanno continuato a pregare per lei e lo faranno anche sabato mattina e venerdì sera alle 20:30 quando verrà recitato il rosario. Servizio Valentina Visentini sulle strade, davvero è una strage interminabile. Un altro incidente nel Trevigiano con un 24enne in fin di vita a San Polo di Piave, sotto accusa l'alta velocità e soprattutto anche l'assenza degli autovelox che secondo i sindaci sarebbero in alcuni tratti determinanti. Con mio figlio ho sentito il botto, una frenata e il botto. Passano di qua anche molto veloci. Ieri sera pioveva, quindi la strada sdrucciolevole e tutto qua. E proprio la pioggia, ma soprattutto l'alta velocità, sarebbero la causa dello schianto che ha ridotto in fin di vita un ragazzo di 24 anni di origini kosovare, residente a San Polo di Piave. Era a bordo della sua Peugeot 206 diretto a Cimadolmo quando all'altezza della semicurva di via Callarghe ha perso il controllo del mezzo. Prima ha sbandato, poi è finito fuori strada terminando la sua corsa contro il muretto di questa abitazione al Civico 77, una traiettoria impazzita con i rilievi affidati ai carabinieri. Ora si trova in terapia intensiva, la prognosi è riservata, sono ore di angoscia anche per il sindaco Nicola Fantuzzi. Ancora una volta nelle nostre strade un giovane sta lottando tra la vita e la morte. Una strada tristemente nota, via Callarghe, teatro di altri drammi e incidenti ad alta velocità, come raccontano queste reti divelte, eppure qui di autovelox nemmeno l'ombra. Non c'è la possibilità di mettere dispositivi di controllo della velocità elettronici data dal decreto Minniti e non essendo in centro urbano, in centro abitato, non è possibile chiedere la deroga in prefettura. Il nodo vale per gli autovelox fissi, così come per quelli mobili, in particolare per la questione tuttora irrisolta del rapporto tra omologazione e approvazione dei dispositivi, con tanti comuni che hanno optato per lo spegnimento generalizzato, così a Breda di Piave. C'è chi come noi, insomma, ma come quasi tutti, ha deciso di non utilizzare gli autovelox che possono avere perché i ricorsi ci sono e i ricorsi vengono vinti con questo buco normativo. Basta, è ora di finirla, è ora che venga deciso in un modo o nell'altro. Solo nelle scorse ore nel Bellunese il giudice di pace ha annullato 2 multe, sullo sfondo l'autovelox del Passo Giau, uno dei più contestati e famigerati a livello regionale, ma per i sindaci la questione è pressante. Non abbiamo sostanzialmente armi con cui andare a contrastare la velocità sulle strade. Ogni giorno che passa è un giorno di ritardo, le vittime ci sono costanti. Da qui l'appello in un'estate di sangue al titolare delle infrastrutture, da mesi si aspetta una risposta. Io invito il ministro Salvini
sul nostro territorio a confrontarci con noi, venga anche dai comuni più piccoli a capire quali sono le nostre difficoltà e le nostre esigenze. Poi sono sicuro che sta lavorando, però mi permetta Ministro, un anno è troppo. Quindi appello al Vice Premier Salvini, sono ancora molto gravi le condizioni dell'anziano che ieri a Codogné è caduto da un albero e che era stato trasportato d'urgenza a Treviso. Si trovava sopra una scala appoggiata ad un albero da frutta, un attimo ed ha perso l'equilibrio precipitando a terra. Grave, un 84enne residente in zona. A dare l'allarme i familiari che hanno subito allertato i soccorsi. Il terribile incidente è accaduto poco prima delle 12 in un giardino privato di via Molino di Sotto, laterale della Cadore Mare a Cimavilla di Codogné. Immediatamente sul posto, oltre all'ambulanza e l'automedica, anche l'elicottero del SUEM 118. I medici hanno stabilizzato l'anziano e poi, vista la gravità delle ferite, un fortissimo trauma cranico, lo hanno trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'84enne è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è arrivata anche la sindaca di Codogné. Quello che è importante adesso, prima anche di ricostruire il fatto, è sicuramente la salute della persona. Trattandosi di un incidente domestico, colgo anche l'occasione per ricordare quanto è importante evitare di salire negli alberi, soprattutto in questi orari di pausa pranzo dove il sole è ancora più forte. L'appello della prima cittadina è di prestare massima attenzione anche nei gesti quotidiani, nei lavori all'aperto. È un attimo, a volte ci si sente sicuri, invece in queste situazioni è veramente un attimo scivolare e rischiare di farsi anche parecchio male. Servizio di Cristian Arboit, un'ennesima tragedia in montagna quest'estate nel Bellunese. Un escursionista di 79 anni di nazionalità austriaca è volato per una ventina di metri dal sentiero 514 che conduce al rifugio Pian de Fontana sotto la Talvena. Il 79enne stava procedendo in discesa con un gruppo di persone quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando in verticale tra le rocce. I compagni hanno dato l'allarme alle 13:45, è arrivato l'elicottero del SUEM che ha sbarcato equip sanitaria e tecnico del soccorso alpino. L'escursionista è stato recuperato in gravissime condizioni nonostante il trasferimento immediato all'ospedale di Belluno. Ferite e traumi non gli hanno dato scampo. Tragedia poi nel tardo pomeriggio a Sernaglia della Battaglia, un automobilista di 72 anni, un uomo che vive sul posto, è stato colto da un improvviso malore. La vettura, una Fiat Panda, ha sbandato e ha urtato un ciclista. L'uomo Willy Caprin, alla guida dell'auto, si è accasciato sul volante, morto forse a causa di un infarto. Nulla da fare per lui, nonostante le manovre di rianimazione da parte dei sanitari che sono giunti sul posto. Il dramma è avvenuto lungo via Castello, una tragedia che poteva essere ancora più grave. La ciclista 53enne se l'è cavata con qualche graffio. L'auto è finita contro il muretto di una casa. Dietro a terra c'era la bicicletta. Sul posto la polizia locale, ambulanza, SUEM e vigili del fuoco. E adesso con i nostri registi Francesco Cerone e Andrea Basso andiamo in pubblicità, un paio di minuti, torniamo subito, state con noi. La prima pagina dell'Arena di Verona con uno studio di Confagri Verona e la CGA di Mestre. Gli agricoltori veronesi sui dazi parlano di un dramma per oltre 14.000 aziende insieme ai tagli alla politica agricola comune. Parliamo adesso di una vicenda che sta andando su tutti i giornali, le reti nazionali, è partita dal Veneto, e cioè esercizi che chiedono, bar in particolare, che chiedono un sovrapprezzo sui prodotti che vengono venduti. A volte perché si dice se vi tagliamo la brioche in due, questa operazione ha un costo. E allora andiamo ad Oderzo, dove tutto è iniziato dal nostro inviato Federico Fusetti. A te Federico. Buongiorno da Oderzo, sono alla pasticceria Odre insieme a Nicoletta Rizzetto.
per un caffè rinfrancante, ma anche per fare due chiacchiere con Audrey e Massimiliano, che sono i titolari di questa pasticceria che insomma è diventata famosa in tutta Italia per questa vicenda della brioche tagliata che il taglio viene fatto pagare 10 centesimi. Siete pentiti di questa scelta? Perché adesso si sono scatenati anche i social. No, non siamo assolutamente pentiti di quello che stiamo portando avanti con cognizione di causa. È stata una scelta imprenditoriale molto tranquilla e non abbiamo nessun tipo di risentimento, anche perché crediamo che 10 centesimi per il lavoro che comunque noi crediamo di impegnare quando serviamo questa benedetta brioche, che non è in realtà una semplice brioche già farcita tagliata, ma è in realtà una brioche artigianale, lo sottolineo perché c'è tanto lavoro sotto comunque, e farcita al momento in maniera uguale, quindi diciamo che la farcitura è pari sia da un lato che dall'altro, quindi il cliente non si può lamentare e a maggior ragione abbiamo pensato di dare precedenza al servizio piuttosto che appunto a un semplice taglio che poi non sarebbe risultato omogeneo nella farcitura. E quello che però è accaduto è che si sono scatenati anche i social, questa è un po' la novità. Siete spaventati o preoccupati per questo? All'inizio la prendi sempre un po' così, un po' male, poi in realtà è talmente grossa la cosa che o ti abitui oppure non fai. Quindi adesso ci abbiamo riso sopra, abbiamo fatto anche qualche post ironico e se a qualcuno proprio non piace la nostra scelta, pace. Noi, ripeto, come ha detto lei, siamo convinti, portiamo avanti questa cosa anche perché, ripeto, sono 10 centesimi, quindi 5 a testa, non crediamo che sia proprio rubare le persone. Ripeto, la prendiamo con positività, che in questo momento secondo me ce ne vuole soprattutto in Italia, e basta, andiamo avanti. Tra l'altro avete avuto la coerenza di metterlo nello scontrino, questo costo aggiuntivo. Sì, no, lo mettiamo in scontrino come in realtà facciamo tutto quanto, e poi comunque è anche giusto tutelare il lavoro delle persone che poi vanno a tagliarle, che sono dipendenti. Quando hai 2 o 3 attività con 15-20 persone, 15 centesimi magari non ti fanno diventare ricco, però comunque ti aiutano a contribuire in maniera onesta e puntuale con i collaboratori. Quindi sì, diciamo che sicuramente non ne viene a noi di quei 10 centesimi come non ne viene nel portafoglio delle persone, per la mia personale opinione. Poi ripeto, se qualcuno è contrario mi dispiace, sinceramente. Quindi avanti per la vostra strada? Assolutamente. Convinti e soprattutto ringraziamo, e ci tengo questo molto a sottolinearlo, tutti i nostri clienti, concorrenti, perché ci sono stati anche concorrenti che si sono dimostrati molto solidali, amici e tutti quelli che comunque vengono qui ogni mattina con il sorriso e ci chiedono come stiamo, perché ovviamente sono preoccupati per noi e confermano comunque che le nostre brioche a loro piacciono e continueranno a tornare, quindi siamo felici di questo, molto felici. Bene, allora da Oderzo è tutto, con Nicoletta Rizzetto vi salutiamo. Ma prima di salutarci sentiamo anche qualche voce di clienti della pasticceria. Cosa ne pensano? Sa che questo bar è diventato famoso per la brioche tagliata. Lei è seduto qui, quindi immagino che sia solidale con i titolari. Certo, assolutamente, perché è un bar che vengo tutti i giorni, quindi anzi, trovare dei bar così è una cosa assurda da parte dei clienti, lamentarsi per 10 centesimi, anche perché è un servizio che viene offerto in più, cioè un taglio in una brioche, alla fine se ognuno chiede un taglio in una brioche, logicamente è un servizio in più che anche loro devono fare. Purché sia scritto, tutto là. È un servizio, se è scritto non ci sono problemi, se non è scritto uno può anche interpretare in maniera diversa, ma se c'è scritto perché no? 10 centesimi se a me li metto li pago, perché è una comunità nostra se prendiamo secondo me. Io non so cosa dire perché posso capire sia l'uno che l'altro. È imbarazzante per tutti, direi, però... Ma queste critiche così pesanti sui social? Io non approvo queste critiche, se uno deve dire qualcosa lo dica nel posto dove si trova. Posso capire da una parte e dall'altra il perché viene chiesto un tipo di servizio in più, è un tipo di servizio in più che ci sta, che venga fatto pagare. Alla gente piace criticare per il gusto di essere, per il piacere di essere visibili online spesso, per cui
lascia il tempo che trova. Cioè, mi immagino la scena del cliente pignolo, no? Che esce dalla pasticceria, guarda lo scontrino, vede che ci sono 10 centesimi misteriosi in più, torna indietro, dice scusi ma questi 10 centesimi, sì perché li abbiamo tagliato, e quindi da lì un polverone nazionale. Io consiglio quello che faccio la mattina con mia moglie, lei da una parte io dall'altra, prendiamo la brioche, tiriamo da una parte e dall'altra, c'è chi si ritrova un pezzo più grande, chi più piccolo, ma insomma almeno non c'è il sovrapprezzo. Insomma, ragazzi, siamo arrivati a questo punto. Il Papa tra l'altro ha parlato oggi di bulimia da social, dice che siamo una società malata, perché poi ne parliamo tutti e in particolare gli haters da tastiera. E intanto si riapre il conflitto tra produttori e cantine sociali nel consorzio del Prosecco Superiore, nasce un comitato, l'accusa obbligati a tenere il nostro vino sulle cisterne e costretti a comprarne da altri produttori per non perdere i clienti. Noi stiamo facendo un comitato per valorizzare il nostro territorio non vogliamo creare attriti o baruffe o quant'altro, liti con altri, però vogliamo essere rispettati. Pare proprio si riaccenda la fronda all'interno della DOCG delle colline UNESCO. Produttori contro imbottigliatori, viticoltori contro cantine sociali, in un confronto che di fatto non si è mai sopito. Ora la nuova grana nelle mani di Franco Adami, il presidente della mediazione della DOCG del Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene, è questo comitato che conta decine di adesioni importanti tra le 450 cantine che occupano oltre 10.000 addetti, tra cui molti giovani e donne, delle 3.500 famiglie che compongono le comunità locali. Oggetto della contesa è la riserva stabilita per le annate, prosecco che deve rimanere nelle cisterne fino a quando il consorzio decide di liberalizzarne la vendita. Situazione in contraddizione per gli aderenti al comitato con l'attuale andamento di mercato. In questo caso qua a me manca del vino, devo andare ad acquistare del vino quando ne ho nelle mie cisterne e l'ho prodotto io. Ma Drusian va oltre, contestando anche le decisioni per la riserva della prossima vendemmia, non solo per le carenze nel mercato ma anche per gli investimenti importanti per lo stoccaggio. Nel mio caso, con la vendemmia 2026, con la messa in commercio dal 1 gennaio del 2027, io avrò bisogno di circa 4.500-5.000 ettolitri di capacità. Saranno più o meno sui 450-470.000 euro. I produttori del neonato comitato contestano la decisione del consorzio che li penalizza agevolando le cantine sociali. Se uno ha giacenze o uno ci sarà un problema, ma probabilmente ci sono delle gestioni proprio a livello di territorio che a loro non importa niente, perché se va bene e se no va bene lo stesso, danneggiando logicamente tutti i viticoltori, tutte le aziende serie che si impegnano per fare qualità e per far conoscere il nostro DOCG Conegliano Valdobbiadene sul mondo intero. E dopo le accuse, dal comitato anche le richieste al consorzio, prima tra tutte l'autogestione delle riserve. Noi chiediamo intanto che ci sia una serietà e una trasparenza su quello che fanno e vogliamo capire cosa e come fanno e dove si vuole arrivare con questo DOCG. Altrimenti dobbiamo cercare di fare una gestione diversa dove ognuno è libero di fare quello che crede meglio per la propria azienda, per il territorio e per tutti i consumatori. E a proposito di Prosecco, il Comune di Treviso ha deciso di combattere gli 800.000 ratti presenti in città con delle esche insaporite dalle bollicine. Vediamo. Nessun allarmismo, ma si calcola che ci siano in media 10 topi per ogni abitante. Oggi la città è cambiata e con essa le loro abitudini. La raccolta differenziata è passata da pochi e circoscritti luoghi a molti ed estesi tramite bidoni casalinghi. I plateatici si sono allargati, ci sono più turisti e mancano i predatori come rapaci e gatti randagi. E poi loro che non hanno più paura dell'uomo e non cadono in trappola. Se si conta infine che una coppia di topi può fare 15.000 figli in un anno, la lotta è quasi impari, ma il Comune ha un piano studiato insieme con l'ULSS 2. Questo piano ha due fasi contemporanee che sono la sensibilizzazione rispetto alla cittadinanza e
agli esercenti, quindi ristoratori, di tenere molto pulito, di non abbandonare i bidoncini, soprattutto senza aperti, della differenziata, e dall'altra parte cambiare radicalmente quello che sono le esche all'interno delle trappole con delle esche mirate attraverso uno studio di quello che è l'alimentazione normale del topo a Treviso, che è diversa da quella di altre zone. È arrivata così anche la consulenza di Barbara Donadon della Mayer Brown di Carbonera, storica società che ha derattizzato anche Londra, New York e Dubai, e conferma che il ratto trevigiano, per essere preso per la gola, potrebbe avere un'esca al prosecco. Sappiamo che la popolazione ama molto il prosecco e abbiamo pensato di utilizzare l'uva del prosecco per metterla all'interno delle nostre esche. Il topo si abitua ai gusti del territorio e quindi mangia i rifiuti e è attratto da tutto quello che l'uomo ha scoperto, e quindi abbiamo pensato di creare una abbinata con questa uva. Nessun pifferaio magico farà quindi uscire i topi dalla città, ma un'esca che però dovrà rispettare ambiente e predatori. Il problema è che noi dobbiamo stare attenti a non utilizzare veleni troppo forti e possono essere trasmessi nella catena alimentare, quindi anche verso i rapaci che rischierebbero di morire. Quindi questa è anche una certa sensibilizzazione nostra, di tutta la nostra cittadinanza, rispetto all'ecosistema in generale. Una volta si sarebbe buttato il veleno per topi che avrebbe ucciso probabilmente sì il topo, magari qualche cane che passava e poteva inghiottire il veleno, sicuramente tutti i rapaci. Invece adesso dobbiamo agire in maniera diversa, lo facciamo già da qualche anno, però saremo ancora più attenti. Vice Sindaco di Treviso Alessandro Manera, e vediamo i danni invece provocati dai lupi, continuano le predazioni, un'altra strage in Marcesina. Un capo ucciso, sbranato, divorato vivo, 2 animali feriti da abbattere, una manza mancante, e tutto questo si aggiunge alla doppia predazione di qualche giorno fa. I lupi tornano a fare danni in Marcesina, dove nelle scorse ore un'incursione dei selvatici ha colpito nuovamente Malga, Marcesina di Sopra, nel cuore della piana incantata tanto cara a Mario Rigoni Sterna. Ai gestori non è rimasto che raccogliere i resti dell'animale ucciso e attendere l'arrivo dei veterinari per l'abbattimento di altri 2 capi, le cui condizioni erano troppo gravi dopo l'assalto dei lupi. Una situazione inaccettabile per un territorio nel quale l'alpeggio non è solo turismo, ma imprenditoria agricola di eccellenza e qualità, tanto che più di qualche proprietario di vacche predate sta pensando di riportare le mandrie nelle stalle in pianura o nei fondovalle per proteggerle dai predatori. Ma i contratti con i comuni proprietari delle malghe che concedono in affitto sono molto stringenti e non prevedono l'abbandono prima della fine della stagione monticatoria. Il danno per gli agricoltori rischia quindi di essere doppio, con conseguenze imprevedibili e spesso irreparabili per chi fa dell'imprenditoria di montagna il proprio sostentamento. Servizio di Ferdinando Garavello, e cresce in Italia, in tutta Italia, il virus West Nile. C'è stato un infettato a Casale sul Sile, c'è un ceppo larvale a Preganziol con limitazioni delle donazioni di sangue in tutto il Veneto, tranne in provincia di Belluno e Vicenza. Ma i test sulle sacche nella regione sono già stati fatti in via preventiva. Sentiamo Elena Dal Forno. Abbiamo trovato questo pool di larve ovviamente nell'area di Preganziol, che sono state poi anche certificate dallo zooprofilattico, e con il comune di Preganziol, con i comuni limitrofi, il nostro ufficio prevenzione di igiene pubblica sta lavorando, il dottor Bonsembiante, per fare una disinfestazione generale in modo tale che queste larve vengano sostanzialmente uccise e quindi non si prolifichino più. È stata segnalata dall'igiene pubblica un caso a Casale sul Sile di una persona che il 10/7 è stato visto il suo medico e poi ha fatto gli esami di IgM, si sono mosse. È un caso comunque che con un po' di febbricola che si è già risolto grazie all'aiuto del medico curante, per cui nessun allarmismo, nessun problema. Esplode il virus West Nile. A Treviso un caso già risolto e un ceppo di larve a Preganziol in via di disinfestazione, ma in tutta Italia crescono anche le vittime e le limitazioni alle donazioni di sangue. Sono già 31 le province
italiane sottoposte a sospensioni per contrastare il virus, tra cui tutte le province venete ad esclusione di Belluno e Vicenza, ma in tutti i centri trasfusionali veneti Azienda Zero aveva già dato l'ordine di effettuare preventivamente il test NAT. Quindi nessuna sospensione temporanea per 28 giorni dei donatori di sangue. Chiunque abbia soggiornato anche solo per una notte nella stagione 2025 nei luoghi veneti indicati potrà continuare a donare se naturalmente lo fa in Veneto. Nel nostro caso siamo abbastanza tranquilli perché per disposizione della nostra ULSS su tutte le sacche viene fatto il test NAT per l'evidenziazione della presenza di questo virus. Nessun allarmismo quindi, ma attenzione alta, specie da parte dei sindaci le cui ordinanze sono imminenti. Le ordinanze dei sindaci che stanno arrivando per evitare l'acqua nelle caditoie, evitare l'acqua nei sottovasi, pulire bene i fossati, fare disinfestazioni. A tranquillizzare la popolazione ci sono a supporto le percentuali. L'80% dei colpiti dal virus è asintomatico e il 20% sono anziani e persone fragili. Usare citronella e vestiti chiari rimangono i consigli migliori. A Preganziol, oltre alla disinfestazione ordinaria, verrà particolarmente curata anche l'area cimiteriale, dove il ristagno d'acqua potrebbe essere veicolo di proliferazione. Il fatto di trovare prima la malattia che colpisca l'uomo consente all'uomo di proteggersi di più, quindi è un segnale di prevenzione. È un segnale purtroppo ormai abbastanza normale, infatti lo stesso sito di Preganziol anche negli anni passati è risultato più di una volta positivo. L'altro anno no, ad esempio l'anno prima sì, e insieme alle zone di Oderzo, Cimadolmo, eccetera, che sono i due posti purtroppo dove abbiamo più casistica. PFAS nell'acqua potabile di Bassano del Grappa, ma in concentrazioni inferiori alla soglia prevista dalla legge. Il sindaco Finco ribadisce che è tutto in regola, l'acqua è controllata e sicura. Sentiamo. I PFAS sono presenti nell'acqua potabile bassanese, ma sono in concentrazione inferiore ai limiti previsti dalla legge. Lo ha ribadito nelle scorse ore il presidente di ETRA, Flavio Frasson, che ha risposto alle segnalazioni di comitati e associazioni sulla presenza di PFAS nell'acqua che esce dai rubinetti della città. ETRA fa sapere che nei pozzi di Santa Croce è stata riscontrata una concentrazione di 50 nanogrammi per litro, ovvero metà della soglia prevista dalla normativa italiana per considerare sicura la risorsa idrica. Il sindaco di Bassano conferma intanto quanto comunicato a giugno alle associazioni che avevano segnalato la presenza di PFAS nell'acqua potabile bassanese dopo che i cittadini si erano rivolti a ETRA e al comune per far notare le anomalie riscontrate con i propri campionamenti, ma Finco avverte anche che l'acqua è monitorata costantemente da ETRA. Diciamo che noi siamo in stretto contatto con ETRA, che gestisce tutta la rete acquedottistica, che ci garantisce il controllo costante di tutti gli impianti, quindi nel caso in cui vengono rilevate delle anomalie noi ovviamente contattiamo subito l'ente, che poi provvede a fare delle ulteriori verifiche, quindi al momento ci sentiamo di dire che l'acqua dell'acquedotto è un'acqua sicura e controllata, e nel caso in cui qualcuno rilevasse delle anomalie noi siamo pronti a fare ovviamente le controanalisi. Stiamo a Bassano perché il Comune riorganizza gli spazi scolastici in centro e nei quartieri. Mirko Cavallin. La demografia cambia la geografia, specialmente quella scolastica. Nel 2024 i nuovi nati a Bassano sono stati 239 e quest'anno non va meglio. Dal 1 gennaio fino al 30 giugno sono nati 118 bambini e con i dati che abbiamo delle proiezioni nell'anno scolastico 2029-2030 ci saranno meno 24 classi per quanto riguarda le elementari e meno 7 classi per quanto riguarda le scuole medie. Al tavolo tecnico con sindaco, assessori e consiglieri comunali hanno partecipato anche dirigenti scolastici e rappresentanti dei genitori. Prima di tutto abbiamo deciso di mantenere le scuole nelle frazioni finché queste avranno i numeri, perché le scuole sono comunque dei presidi importanti nelle nostre frazioni in città, e poi stiamo ragionando sulla realizzazione di alcuni poli scolastici. Uno è a sud e sarà la nuova Canova con 25 classi e la prospettiva di assorbire anche la scuola Cremona, che a settembre non avrà la prima, come succede anche a Rondobrenta. Su Rondobrenta noi fin dall'inizio ci siamo presi a cuore la questione, in quanto vogliamo favorire l'integrazione, è uno dei quartieri più multietnici che abbiamo in città, ma sicuramente oggi la scuola ha bisogno di linfa nuova, di progettualità nuove. Per questo l'idea di portare il polo montessoriano in futuro all'interno di questo edificio. Resta aperto il tema degli edifici vecchi e non adatti alla didattica moderna, a cominciare dalla ultracentenaria Mazzini.
Sulla Mazzini la volontà è quella di mantenere quell'edificio un edificio a scopo scolastico, non però con il metodo tradizionale, quindi se qualcuno pensa di rivedere la Mazzini con la scuola elementare o una scuola media, sicuramente noi in questo momento abbiamo in mente ben altro. L'intenzione è che resti un polo formativo ma al di fuori della fascia dell'obbligo scolastico. E poi c'è la Pascoli, dove 6 mesi fa è caduto un soffitto. La Pascoli verrà alienata in quanto è una delle scuole più vecchie in città, dovremmo investire risorse eccessive, quindi proprio di fronte anche al calo demografico e alla riorganizzazione scolastica la scuola Pascoli troverà destinazione in altra sede. Ovvero le aule dell'Istituto Scalabrini, verso il quale sta procedendo il trasloco. Stiamo facendo tutti gli affidamenti e tutto, siamo in linea con quelle che erano i tempi che ci eravamo dati, in cui appunto i bambini potranno tranquillamente partire a settembre, insomma, con l'anno scolastico agli Scalabrini e con tutto anche il materiale dislocato nelle varie sedi. Una notizia dalla prima pagina del Corriere delle Alpi: porta il cane a passeggio e viene aggredito da un pitbull. È accaduto a Ponte nelle Alpi, un 50enne in pronto soccorso con ferite al volto. L'animale era libero e senza museruola, è stato bloccato coraggiosamente da un passante. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Abbiamo parlato di ambiente, di cambiamenti climatici l'altra sera a Focus con il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin e vediamo di cosa si sta occupando l'Università di Padova nei boschi del Nevegal. L'Ateneo in pratica studia e classifica le piante. Andiamo da Fabio Fioravanzi e da Stefano Bozzi per la parte tecnica. Siamo sul Nevegal, con noi Lorenzo De Cunovic, assessore ai parchi del comune di Belluno. Siamo nel territorio di Belluno con anche un ospite padovano che arriva dall'università. Professor? Emanuele Lingua, del Dipartimento TESAF. Ecco, TESAF cosa vuol dire? Vuol dire territori e sistemi agroforestali, quindi noi ci occupiamo di ricerca legata al territorio, alle foreste e anche all'ambito dell'agricoltura a 360 gradi. E vi state interessando di un ettaro, se ricordo bene, di Nevegal. Sì, un ettaro particolare perché è un ettaro che diventa un laboratorio a cielo aperto, quindi un living lab, quindi un laboratorio vivente in cui portare studenti tecnici forestali a fare della formazione e a cercare di capire quali sono gli interventi gestionali sostenibili che possono migliorare la resilienza e la resistenza dei popolamenti forestali del Nevegal nei confronti dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi. Assessore, per il comune di Belluno invece cosa significa avere qui l'Università di Padova? Beh, intanto oggi sono qui come assessore all'ambiente perché appunto parliamo di ambiente. Beh, con l'Università di Padova è molto importante il rapporto che si è creato in questi anni, proprio perché noi cerchiamo di dare supporto, insomma in questo caso la richiesta è stata fatta appunto dal professor Lingua e il professor Grigolato, proprio per un certo tipo di tessitura, diciamo, che si è sviluppata in questi anni. Loro ci sono molto di aiuto perché alle volte chiediamo a loro determinate consulenze e soprattutto ci saranno utili quando dovremo rifare il piano economico forestale, che è una cosa molto complicata, non è una cosa così semplice da spiegare, che probabilmente la cittadinanza non sa, ma le zone boschive hanno determinate norme e regole che vanno ovviamente che dobbiamo rispettare. Ovviamente quando accadde Vaia, qui siamo tra l'altro vicino a uno scenario dove la tempesta ha colpito, la vostra amministrazione era ancora in carica, sono passati tanti anni, Nevegal che fu pesantemente colpito, oggi quanto ha ancora bisogno di essere aiutato secondo lei? Beh, allora con l'apertura del Ponte delle Erte che ha sempre con un contributo regionale tra l'altro abbiamo sistemato e adesso la portata è di 40 quintali, potremmo pulire, diciamo così, anche le zone alte perché così potranno passare i camion senza
in realtà fino adesso dovevamo pagare molto perché servivano dei macchinari particolari per portare giù, diciamo, il legname che è rimasto ancora a terra da Vaia. Quindi secondo me siamo messi abbastanza bene, c'è stata fatta anche qualche riforestazione in qualche parte del Nevegal, diciamo, sia da parte nostra che da parte dei forestali della regione. Parliamo di questo bosco. Come ha reagito a Vaia? Perché ricordiamo poi la natura ha una sua forza intrinseca. Questa foresta, questo bosco, come si stanno riprendendo? Com'è il loro dopo? Allora, l'area del Nevegal è stata pesantemente interessata dalla tempesta Vaia e anche adesso sta soffrendo, seppur meno di altri siti. Bostrico, esatto. Noi abbiamo scelto quest'area anche non a caso, proprio perché è un lembo di foresta che in realtà è ancora in piedi. Quindi è sopravvissuta Vaia. Possiamo definirla resiliente? Assolutamente sì, e questo perché in questo pezzo di foresta troviamo diverse specie, troviamo l'arice, non troviamo solo l'abete rosso, abbiamo il faggio che si sta insediando e già anche con buono sviluppo, e nella rinnovazione, come anche nelle aree schiantate, troviamo molte altre specie, latifoglie, acero, sorbo degli uccellatori, frassino, faggio ancora, quindi questo ci fa capire che l'area di per sé è resiliente a dei disturbi come Vaia. Noi però dobbiamo fare una gestione attiva per accompagnarla, per cercare anche di accelerare queste dinamiche e far sì che siano il più prima possibile dei popolamenti più resistenti ai cambiamenti climatici e ai disturbi futuri e anche più resilienti. Quando arriva una tempesta come Vaia, che è difficile riuscire a resistere, ma almeno sia un popolamento che sia in grado subito di reagire e di occupare lo spazio, perché noi abbiamo bisogno delle foreste. Quale generazione futura rivedrà il Nevegal forestato com'era? Allora, non dobbiamo fare parlare con slogan e quindi fare anche della demagogia. È chiaro che se la foresta aveva 100 anni, è chiaro che dobbiamo aspettare 100 anni per vedere la stessa foresta. La cosa positiva è che il lasso di tempo che è intercorso tra il disturbo e l'ingresso della rinnovazione in questo caso è quasi nullo, pochi anni. Quindi le dinamiche sono già partite, per cui i nostri figli potranno già vedere una giovane foresta sana e i nostri nipoti sicuramente apprezzeranno una bella foresta sul Nevegal. Grazie a Fabio Fioravanzi, a Stefano Bozzi, il nostro tecnico, e ai loro ospiti, e chiudiamo con l'anfiteatro romano di Padova che tornerà ad essere visitabile dal pubblico. Vediamo. Un'insula museale con un'area di collegamento proprio nel sedime dell'antico anfiteatro romano di Padova, tra i giardini dell'Arena e l'area verde prospiciente il Museo degli Eremitani. Apertura simbolica al pubblico per questa zona all'interno dell'Arena romana, che nel mese di agosto sarà accessibile il sabato e la domenica dalle 9 alle 19, ma che dall'autunno sarà visitabile 7 giorni su 7 con l'organizzazione di eventi culturali in collaborazione con il museo, l'Unione Buddisti Italiani e il Conservatorio di Padova. Una zona che, spiega l'assessore alla cultura Andrea Colasio, servirà a creare un continuum tra due mondi separati, i giardini e il museo, dove in passato era stata realizzata una strada che oggi non c'è più, dove trovano spazio statue e installazioni di arte contemporanea. Una riapertura che coincide con il tradizionale regalo d'agosto ai padovani, ovvero l'ingresso gratuito per tutti i residenti nel comune e nella provincia e per le studentesse e gli studenti dell'Università di Padova o in Erasmus ai siti dei musei civici, il Palazzo della Ragione, il Museo Eremitani, Palazzo Zuckerman e il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea. Servizio di Chiara Gaiani, gli ospiti di questa sera Focus: Antonella Argenti, Anna Brondino, Mario Fabris, Joe Formaggio, Alberto Gava, Morena Martini, Leonardo Padrin e Antonella Tocchetto. È tutto per oggi, grazie molte ai nostri registi Francesco Cerone e Andrea Basso. Ci vediamo stasera alle 21:15, buona giornata.